Oltre 70.000 le dichiarazioni dei redditi dei trevigiani che si sono rivolti ai CAF della CGIL nel 2025. Ne emerge uno spaccato interessante delle famiglie, dei bilanci e della distribuzione della ricchezza nella Marca. Il primo dato che balza all'occhio è quello dell'aumento complessivo dei redditi lordi tra il 2023 ed il 2024, soprattutto nella fascia d'età tra i 41 e i 50 anni, che passano da 24.400 a 26.300 euro, e la fascia d'età tra i 51 e i 60 anni, dai 24.600 ai 27.200 euro. A questi aumenti del reddito però non corrisponde una maggiore ricchezza del ceto medio erosa da inflazione e rincari. Noi chiediamo appunto che venga fatta una riforma fiscale che vada più incontro a quelle che sono le esigenze del ceto medio, perché comunque il ceto medio sotto i 35.000 euro abbiamo visto che ci sono tante persone che dichiarano questo reddito e tante persone che hanno poi difficoltà, appunto, devono fare scelte di vita anche sulle cure, sulla sanità, sulla famiglia, su quali priorità dare alla loro famiglia. Ecco, noi chiediamo che una riforma fiscale veramente vada progettata anche per il futuro del Paese. Tra i dati significativi emerge, ma non stupisce, il reddito più basso delle donne rispetto agli uomini a tutte le età ed il caro delle spese sanitarie nella fascia d'età tra i 41 e i 50 anni, fascia d'età dei genitori con figli a carico che evidentemente devono scegliere come spendere le risorse familiari. Emerge sostanzialmente che la fascia più interessata da un reddito che fa fatica ad arrivare a fine mese è sicuramente la fascia che va dai 20.000 ai 35.000 euro. Sono persone che chiaramente devono sostenere spese sostanziose sia per la casa, per i figli, per la spesa stessa, e il reddito naturalmente che viene messo a disposizione non è sufficiente.